Buonasera a tutti, oggi è il 17 di agosto e stiamo andando a fare una visita a un luogo particolare, insomma, ecco. In questo momento lo collanno a corso a Figarolo, questo è il Figarolo e questo è Capo Figari. Come potete vedere, questi sono luoghi non per tanto al barca, vi arrivano, di natura che mette a cortiano fino dai bianco, che dobbiamo brincare tutto questo canale, non abbiamo tutto questo al barca e andare a Cudala e non bebe sta appunto sul luogo e non dobbiamo arrivare, che praticamente che sti in palasa di questo cucuro che siamo vedendo. Questo è un camposanto che dobbiamo andare a visitare, ma è un camposanto particolare, è un camposanto adesso naufrago, adesso il marinaio che sono morti in questa tempesta e poi lo hanno collito e posto in un unico camposanto che è in questa zona del Capo Figari. No, che dobbiamo scolare a bello, dobbiamo scolare che appunto questa zona portuale, quindi sì, non battono un vero e proprio porto che sta in Palasa e poi da qui, ecco, qua una nave, no, che in Figarolo catta cosa particolare, batto un urro per esempio non a chianaso carbone, come no, che dimostrano un pacchetto di stanze, ma è veramente un'opera d'arte. Siamo a Cortiana Saprodu. Così del già sanna là in un bellino muscolare. Ecco, abbiamo buscato già produ, come no, abbiamo legato già barca, ad secco su, che sa ancora, e ad innanti che sunchino, che è tipo un unchino del pirata che attacca ai suoi scogli, insomma, siamo a due spasso, vederne qualche turista viene in cui queste evidentemente il fa che nella mattina si visita capo a Tuieo, come non passiamo da questa barca tancane sul telefono che non che io che rugata a mode non vediamo non intendiamo storia di no con un pacco. Ecco come ancora la barca e come nos spostiamo in quest'anna però andare a questo camposanto che ho saponato. Siamo praticamente in Capo Figari. Si vede no, che piccola bina saprena che hanno pro e meta, quindi è stato scaravossato. In questo come te posi ponere questa antenna dei Marconi, eccola qua. Io che poi postazione militare in una baiata appunto mitragliatrice se posa guerra insomma in difesa del supporto, ma non vi andiamo anche sono in di una proprietà privata. Ecco, su cammino è stato poco poso manco di voi.
Ecco come no che bisogna arrivare, come state vedendo questa è entrata del suo Camposanto. Infatti scritto cimitero inglese, ma solo che batta carchi tumba inglese, in effetti binnata ebraica, binnata di tutti i tipi, insomma come no che bitti tutte le iscrizioni non be contaia su conto, ma non be sfrusso. Quindi non dobbiamo raccontare dei commenti, insomma. Ecco qua, bisogna entrare. Come state vedendo, queste sono tutte tombe, la maggior parte anonima, che dei naufraghi, collittoso, che hanno tappato morto a corsa a mare, insomma, ecco, i suoi scogli. No che poi questa è dedicata perché resti impedito la memoria dei naufraghi del 14 febbraio 1888, gli ufficiali dei piroscafi Gioia, Etna e Colombo misero questo segno di indelebile cordoglio gennaio 1891. Una prece è batta, poi pintata, una pittura scolpita e salastra. E questa è già una tomba un po' elaborata, dedicata appunto a un naufragio particolare. Però, denne scanta stumbedda, il batta che ne ruchedda dell'inna a Tasagai e dai l'inna collita dai sono un naufragio al matessi. Ma ovviamente che binnea pure qualcuna ebraica, tutto l'inna collita gai come ti si vede, e a Montanello del Preta, su Talino, questo Montanello del Preta ha bisogno, questo povero naufrago, insomma, che manco con notte, non si schine manco chi è in. No, che poi beste una Madonnella, un altareddo, ecco che pure batta una iscritta che però non ha mai bonificato per la poter leggere, insomma. Non si resiste alla leggere. Ecco, questa è una ruche ebrea, ecco, questo è. Sacred Memory. Tote Memory. Giorgio Brausavo. Die 12 giugno 1900. A me mi pare una cosa ebrea, ma su che sono le grande però è roba inglese. HMS Vulcan, praticamente è su la nave o la barca che sta naufragata e di questa Vulcan, però so un po' per anni ecco de gai, però non va proprio precisa devo spottere in qualche maniera a chi rischire in precisione, ecco. Poi no che batta roba de preta, sente che intervenne, no? Che ciao, e ha una specie di monumenteggio, insomma, ecco, le scritte come che sono turista, lasciano signo so, particolare, canno cola. E spero cominciando a provare, non che mi preoccupa me, che tanto a basuta, a basupra, non è un problema. No, che poi in canna posto un'ancora proprio come il simbolo del Sarvesa, adesso il naufrago, una cosa che non si può ancorare, si ancora adesso Sarvesa ed è San Paolo. Ecco, questa è una cosa particolare, appunto, che mettono whisky ne manco chi beste. Beh, io boh.
posso dare un'occasione di scrivere che in Capofiguri, questo camposantedo che ne è chiamato camposanto, adesso in inglese, ma de fatto è stesso camposanto e sono naufrago, non sono solo inglesi. E questa via non è proprio bene manteso, cioè attraverso in caso enne tu ti metta mezzo su manteso. Ecco, come non che siamo tornando torna a Saprodo, va a sa barca e poi magari andiamo a vedere qualche cosa di particolare. Questa via però in Figarolo e non bisogna solo murrone, cioè, praticamente chi manteso in vita grazie all'aiuto di queste persone, insomma, chi le fatto un sabba, però questi sono conto che vi sconto dopo. Oh, ai nocchi si potrebbe bene venire la via terra e dai palasa del Golfo Aranci. Ecco, siamo il belle che girato so. A Saprodo. Questo povero il marinaio che è interrato in quello, sono tappato la maggior parte in ocche, che lo sa correlaiata le cose su mare, che le sa correlaiata in ocche, che hanno beata naufragio. Oppala, ecco qua. Bene, come andiamo a Figarolo?